Riguardo la fusione dei comuni di Cavarzere Cona interviene il circolo di Cavarzere Cona della sinistra italiana, il quale si dice propenso, come già dichiarato nel 2018, tanto che il loro consigliere Andrea Fumana aveva votato favorevolmente alla delibera con cui il Consiglio aveva approvato lo studio di fattibilità riguardante la fusione. L'ultima parola logicamente spetta al popolo con un referendum previsto dalla legge. Il 13 febbraio presso il Teatro Comunale di Cavarzere, ricorda, si è tenuto un incontro pubblico in cui sono stati illustrati i dati ricavati, inclusi i benefici economici e le prospettive future che deriverebbero dalla fusione dei due comuni, sottolineando che i consigli comunali devono avviare il processo di fusione entro il 30 aprile prossimo. La sinistra italiana, Circolo di Cavarzere Cona, avanza due proposte: che la Regione Veneto e l'assessore delegato, le associazioni imprenditoriali, economiche e sociali favorevoli alla fusione organizzino in tempi rapidi un'iniziativa pubblica a Cona per presentare lo studio di fattibilità per la fusione e che il Consiglio Comunale di Cona avvii il percorso della fusione lasciando ai cittadini conensi la possibilità di esprimere la loro posizione col referendum da tenersi entro il 31 ottobre 2023. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento.